ritrovati all'ultima edizione del giorno del TG Flash di New Sicilia. In apertura una tragedia sfiorata al Policlinico di Palermo, dove un furgone, a quanto pare appartenente alle forze dell'ordine, ha danneggiato la pensilina esterna del nosocomio facendo cadere il controsoffitto. Il mezzo sarebbe entrato nella rampa di accesso del pronto soccorso, l'autista pare non abbia visto la tabella del limite di altezza per il transito dei mezzi e si sarebbe trascinato con sé il muro. Fortunatamente non ci sono stati feriti. Confermato lo scioglimento del Consiglio Comunale di Bolognetta nel Palermitano, già disposto nel novembre dello scorso anno, per presunte ingerenze della criminalità organizzata nei confronti dell'amministrazione comunale. A deciderlo è stato il TAR del Lazio, con una sentenza con la quale ha respinto il ricorso amministrativo proposto dagli ex amministratori. Secondo il TAR risulta evidente la contiguità del vertice politico con gli ambienti mafiosi. Sequestrati 8.500 kg di pesce non tracciato e conservato nei congelatori oltre la data di scadenza. Ad operare sia a Palermo che in provincia di Trapani è stata la Capitaneria di Porto della Sicilia occidentale. Nel corso dell'operazione sono state 200 le ispezioni, 58 le sanzioni amministrative per 84.000 euro e 47 sequestri per un totale di 8.500 kg di pesce. E in chiusura le previsioni meteo. La Protezione Civile regionale ha pubblicato un avviso per il rischio meteo idrogeologico e idraulico valido fino alle 24 di domani, sabato 26 novembre. Su tutta la Sicilia è prevista allerta arancione, precipitazioni da sparse a diffuse a carattere di rovescio temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettriche e forti raffiche di vento, mareggiate lungo le coste esposte. È tutto per questa edizione, il TG Flash ritorna domani mattina alle ore 10. Buona serata. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.